Con Omar Barbierato da Adria riconsegni una città ad un ex sindaco che per la quarta volta governerà la città, si spera probabilmente un po' più a lungo delle ultime due volte. Che cosa ti senti di affidargli? Allora, noi affidiamo un'eredità importantissima, 25 milioni di euro di progetti che sono già stati finanziati dallo Stato, dalla Regione, dall'Europa tramite il PNRR. Un progetto di una piscina nuova e quindi come opposizione propositiva, costruttiva, vigileremo che tutto venga portato avanti nel modo migliore per le cittadine e i cittadini di Adria. Che cosa non ha funzionato in questo secondo turno di ballottaggio? Come mai non siete riusciti a recuperare quel gap del primo turno? Onestamente non so dire quale sia stato il motivo o i motivi per cui i cittadini di Adria hanno comunque deciso di dare la fiducia a Massimo Barbuiani. Noi usciamo a testa altissima, io sono orgoglioso di tutta la squadra dei consiglieri, degli assessori, degli amici, di tutte le persone che si sono impegnate al nostro fianco. Abbiamo dato il 1000% e abbiamo lavorato a servizio della città. Aspettiamo quindi il sindaco Massimo Barbuiani e con il sindaco uscente Omar Barbierato ci salutiamo qui da Adria. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.